trascorsa ormai una settimana da quando il tornado si è abbattuto violentemente sulla laguna di Venezia e proprio oggi la Presidente della provincia ha incontrato alcuni rappresentanti della Remiera Casteo, una delle zone particolarmente colpite, per capire come intervenire sui danni subiti. È rimasto praticamente nulla di tutto ciò che abbiamo raccolto in 35 anni di sacrifici e quelli che mi precedevano, perciò abbiamo perso circa una quarantina di imbarcazioni, un 99% distrutte, se ne è salvata una solo. Adesso noi siamo qui per chiedere giustamente a tutte le autorità sia della provincia, in quanto siamo andati anche dal comune, andremo anche in regione perché ci diano una mano, perché noi facciamo parte del tessuto sociale di Venezia. La Remiera Casteo, infatti, con i suoi 160 soci, è sorta 35 anni fa ed è la più antica di Venezia. Per questo la provincia vuole intervenire nel recupero di quello che è stato distrutto dal tornado che una settimana fa si è abbattuto violentemente sulla laguna. La provincia vuole esserci, c'è sempre stata per tutte le remiere e quindi adesso chiederemo al Comune di Venezia di avere certezze da un punto di vista di progetti e quindi se dobbiamo ricostruire la remiera dobbiamo farlo con certezze rispetto ad approvazione di progetti, rispetto a tempi e rispetto soprattutto all'avvio di lavori. Se il Comune di Venezia darà conferma di tutto questo attraverso un proprio atto, noi siamo disposti ad impegnarci con dei soldi dell'avanzo del bilancio del 2011, potremo farlo anche nel 2012. Un impegno preciso, quello della provincia, per salvare, ovviamente, insieme al comune, un gruppo di bambini, anziani, disabili, professionisti e non, uniti dalla passione per la voga, con un desiderio per il futuro. Avere delle certezze e delle concretezze, perciò ristrutturare tutte le imbarcazioni e avere una propria sede che ci è stata promessa da 35 anni, in questo caso dal comune, vediamo, speriamo che venga fatto tutto al più presto. Risorgeremo dalle ceneri come la Fenice e ci crediamo in questo, finché non avremo quello che abbiamo ottenuto non molleremo mai.